Lo riteniamo da sempre gli spazi migliori in cui è necessario parlare di ciò che sta succedendo, è necessario parlare di genocidio, è necessario parlare di diritto internazionale e di umanità, sono proprio i luoghi del sapere, dal motivo per cui abbiamo deciso di occupare e di riappropriarci di questi luoghi. All'Università di Padova monta la protesta studentesca a sostegno della Palestina. Il Dipartimento di Sociologia è occupato da un centinaio di studenti che ha avviato un presidio permanente con momenti di confronto e dibattito. Nel corso dell'occupazione sono state organizzate tavole rotonde con diversi docenti e un collegamento in diretta con la Global Sumud Flotilla. Noi l'abbiamo detto tante volte dall'Università di Padova, noi abbiamo parlato di resistenza palestinese e anche l'esperienza della Sumud ci sta parlando di resistenza e ci sta parlando anche delle operazioni del governo israeliano. Abbiamo sentito le dichiarazioni del Ministero degli Esteri israeliano dire che la Global Sumud Flotilla non ha nessuna legittimità perché sulle barche sono state trovate delle documentazioni riconducibili alla resistenza palestinese. Questi giochetti non funzionano più, non funzionano neanche con gli studenti sanno da che parte stare, continueranno a mobilitarsi, continueranno a dire alla governance che deve dare una risposta e non solo una risposta a Padova, ma da Padova deve lanciare un messaggio tramite la CRUI, tramite il Ministero al governo, che in questo momento non solo non sta dando una risposta, ma continua a spalleggiare l'occupazione israeliana. Alla mobilitazione si è aggiunto anche il CAU, il collettivo autorganizzato universitario, che ha bloccato gli ingressi del Polo Beato Pellegrino con striscioni e nastro rosso. I membri del collettivo sono entrati nelle aule interrompendo le lezioni per spiegare le ragioni della mobilitazione e invitare gli studenti a unirsi all'occupazione.